Scusa, posso disturbarti un attimo? Antonella, ma che cosa stai facendo che riesci ad avere questo effetto così soporifero? È un massaggio di tipo indiano, di origine indiana, che è effettuato con dei tamponi caldi alle erbe. E quali sono i benefici di questo massaggio? È così rilassante? Non solo sono rilassante, ma anche detossinante, distensivo e molteplici altri effetti. Grazie Antonella. Direttore, questo è soltanto uno dei vari trattamenti che vengono effettuati dentro questo centro. Bibione Terme è un centro specializzato per la medicina ayurvedica e olistica soprattutto. Abbiamo degli operatori anche che vengono dall'India e siamo altamente specializzati in questo campo qui. Quindi abbiamo le cure termali, quelle cosiddette tradizionali, più la parte diciamo del benessere che comprende un grande parco acquatico e poi un centro di estetica con tutte queste attività. Godete del beneficio delle terme ma anche della vicinanza con il mare stesso? Sì, soprattutto Bibione è una località balneare tra le più importanti d'Europa e il bello di questa situazione è che lo stabilimento termale è proprio adiacente al mare Adriatico, per cui mentre si fa i trattamenti si può guardare il mare. Quello che mi ha molto sorpreso è vedere tanti bambini che vengono qui con le loro famiglie per vivere le terme. Sono terminate pochi giorni fa le scuole e le famiglie vengono al mare e con il mare utilizzano lo stabilimento termale per fare le cure inalatorie. Cure inalatorie che hanno dei benefici importanti per tutte le patologie delle altre vie respiratorie. Adesso la saluto e vado a vedere la parte più centrale di questo centro, quella più specifica, quella di riabilitazione ortopedica e neurologica. È il nostro centro di eccellenza. Grazie. Grazie a lei. Dottore, il signore che cosa sta facendo in questo momento? Sta facendo una riabilitazione funzionale in piscina per una patologia della colonna. Quali sono i poteri che ha l'acqua? L'acqua termale ha un potere antinfiammatorio, analgesico, decontratturante muscolare ed inoltre con questi esercizi che sono eseguiti dai nostri eccellenti fisioterapisti si accentua anche il tono e il trofismo dei muscoli. In questo centro, che abbiamo capito essere un vero punto d'eccellenza, vengono anche gli sportivi che magari hanno subito dei traumi. Sì. Noi seguiamo la patologia del traumatismo sportivo ed extrasportivo, cioè riguarda le contusioni, le affezioni muscolari, le distrazioni muscolari, appunto le lussazioni, le fratture, tutte patologie di quell'ambito. Io adesso la saluto, la ringrazio perché ho un impegno. Scusate, ma questo è il mio momento di relax, quindi per favore uscite.